Non cambia posto di lavoro in senso stretto Mauro Filippi, il nuovo direttore generale dell'ULSS 4 Veneto Orientale, 57 anni di Sandona di Piave, prosegue a operare nella sua città come punto nevralgico di un territorio vasto. Cambiano le responsabilità, ma non i volti di chi si troverà di fronte. Li conosco ovviamente perché lavoro qui da tempo, però è anche opportuno che io mi presenti nella nuova veste di direttore generale per condividere soprattutto con le strutture, con i direttori, con i miei direttori, quelle che sono le linee di indirizzo che il presidente Zaia ha dato a me come agli altri direttori generali, quindi linee di comportamento e indirizzi da seguire. Di lui si è parlato molto perché è il primo laureato in scienze infermieristiche a giungere al culmine della carriera ad un ruolo dirigenziale assoluto. Si è laureato anche in scienze dell'educazione e intende mettere a primo piano la grande attenzione sempre avuta per le fragilità. Quello che voglio è riuscire a creare un sistema, anche sperimentandolo magari con la Regione, dove si possa intercettare rapidamente la comparsa di fragilità, anticipandola, migliorando non solo le condizioni di vita di queste persone, ma anche abbattendo i potenziali costi che si originano quando poi invece la cronicità e la disabilità sono presenti. Mauro Filippi non pensa solo alla piena emergenza pandemica, sa di avere di fronte 5 anni di mandato impegnativi con numerosi progetti da concretizzare, togliendo pressione agli ospedali per offrire più servizi direttamente sul territorio. E sappiamo che i nostri 3 ospedali rimangono, vanno ulteriormente potenziati per quegli spazi che ancora abbiamo di potenziamento. Abbiamo delle progettualità che presenteremo a breve di rinnovamento anche edilizio, perché sono ospedali che cominciano ad avere una certa, diciamo, età e quindi vogliamo dare alla cittadinanza e ai professionisti strutture adeguate, nuove, confortevoli. L'altro elemento sul quale lavoreremo sarà quello della tecnologia. La tecnologia è una caratteristica dell'ospedale, ma la porteremo anche nel territorio perché ci potrà dare veramente un aiuto, quindi la gestione del dato, l'informatizzazione e l'utilizzo appunto di dispositivi anche a domicilio che ci consentono di far dialogare i professionisti anche a distanza.